Rieccoci collegati per il secondo match qui di giornata, almeno per quanto riguarda le dirette in programma al Francolo Monaco. Siamo pronti per raccontare la sfida tra TF e Cus Palermo. TF Ciaculli, scusa, non TF Cus Palermo, errore non necessario assolutamente. Campionato Under 17 regionale, tutto pronto per l'inizio della sfida. Col primo giro al pallone che verrà dato dalla formazione di casa che gioca in tenuta bianca, un po' come ha fatto l'Athletic Club Palermo in precedenza. Vedremo anche lettura delle formazioni. Inizia in questo istante la partita, mettetevi comodi, inizia. TF Ciaculli. Con il già un angolo della squadra di casa. La palla spiove sul primo palo. Inizia a muovere il pallone la squadra di Ciaculli, ma c'è già un recupero palla. Allora attenzione, perché avrà provato per un attimo con il capitano Sarro, formazione degli allievi, a farsi vedere. Troia, poi il lancio di Parrino, spazza la difesa in maglia rossonera direttamente sui piedi di Camilleri. L'arbitro vede un intervento falloso da parte di Albanese, punizione per la TF. C'è il fischio del direttore di gara per la battuta della punizione. Era uno schema tra Troia e Parrino, non è funzionato bene. Attenzione a Parrino che va subito a calciare e la mette dentro. Sono passati circa 2 minuti. Passa a condurre la TF con Parrino. E dunque subito si sblocca con la rete di Parrino. E dunque subito avanti. Squadra di Marcoccio ancora out. Intanto fallo ai danni di Varvara. Battuta la punizione verso l'area da parte dei Ciaculli, colpo di testa a mettere fuori. La battuta lunga a cercare Troia, colpo di testa all'indietro da parte di Galluzzo per l'uscita del portiere Peri. Qui intanto c'è un giocatore dei Ciaculli a terra. Tutto ok, allora si riprende col fallo laterale, la palla che era stata messa fuori.
La pressione è alta che porta al recupero palla da parte di Parrino per l'ATF, poi non riesce nella gestione Cangemi. Poi Ciaculli che cercano di attaccare con questa giocata all'interno dell'area di rigore da parte di Vinci, palla messa in calcio d'angolo e cerca subito di reagire la squadra ospite. Occhio uno che va lì! Sono due! E occhio all'angolo. Paolo, guarda il 7, va! Ok, eravamo lungo. Vabbè, lascia lui che marca il tempo. La battuta dalla bandierina, colpo di testa a mettere fuori da parte di Mancuso. Poi allontana Troia dalle parti di Sistori. Sono stati abbondantemente rimproverati sulla pronuncia. Rimessa Ciaculli con testa. Palla che arriva. Ancora per il numero 22 Testa che propone il cross. La conclusione subito e l'intervento a mettere in calcio d'angolo da parte di Verdicaro. Che è stato bravo perché Albanese aveva calciato bene. E corner dunque. Angolo che verrà battuto sulla bandierina sul fronte destro dell'attacco. Ci pensa Calaiò ad eseguirlo. Tanti uomini dell'ATF a proteggere l'area di rigore. Pallone che spiove, colpo di testa a metter fuori. Poi lo ricalcia in avanti Albanese. Altro colpo di testa con la palla che rimane a ridosso dell'area di rigore. Poi allontana definitivamente Schiazzano. Sarà fallo laterale per i Ciaculli che stanno provando a reagire dopo aver incassato la rete dell'1-0 praticamente a freddo. Qui qualche dubbio sulla bontà del fallo laterale, ma ancora Ciaculli in possesso con questa palla lanciata in avanti da Capitan Corsale. Rientra in tempo al fuorigioco Mazzola, poi la palla ancora con Corsale che non riesce a disimpegnare, allora Parrino. E poi attenzione perché c'è la corsa da parte di Troia che riesce a mettere in mezzo, c'è comunque l'uscita comoda da parte di Peri. Il pallone calciato in avanti male all'indirizzo di Albanese. Qui occhio alla giocata ancora di Troia verso Parrino. Ricomincia dalle retrovie, da Sistori, da Verdicaro l'ATF per il lancio lungo. C'è la pressione ai danni di Vinci che svirgola sull'attacco di Troia che riesce a colpire di testa. Qui la gestione da parte di Sistori, poi in qualche modo arriva Calaiò, la tiene in campo, poi è buono l'anticipo da parte di Mancuso, l'altra palla lanciata in avanti per la corsa di Parrino che non riesce a tenerla in campo. Comunque fallo laterale in zona difensiva per il Ciaculli. Cerca il controllo, spalla alla porta, poi lancia in avanti, colpo di testa di La Padula, poi l'attacco
di Galluzzo, verticale, ancora il 5 a chiudere, poi subentra l'azione anche Sistori che riconquista, cerca di gestire ma non ci riesce, allora Calaiò fermato, e allora ancora Sistori che batte lungo in direzione di Parrino, posizione regolare, Parrino all'1 contro 1, qui cerca una giocata troppo complicata probabilmente, alla fine c'è la chiusura di Corsale, calcio d'angolo, il secondo per l'ATF. Fatti bene, da! Rimani per te! Uomo contro uomo, va bene così! Ha recuperato il pallone. Pallone che spiove, l'uscita di Peri che va subito a calciare lungo. C'erano 3 elementi dei Ciaculli che sono rimasti in attacco. Ok, questa palla lunga con il rinvio da parte di Lapadula, poi colpo di testa, anzi era Schiazzano, ora Lapadula, poi prova a passare Camilleri commettendo fallo ai danni di Bonsignore. Giallo, ok, prima controllo, non cercare il dribbling, gioca cambiato, capito? Non ce lo permette questo campo. Rimani in linea! Ehi. Ultimi giorni lontano dalla panchina per Danilo Marcoccio, settimana prossima dovrebbe riprendere il suo posto alla guida dei suoi ragazzi. Qui intanto colpo di testa a prolungare da parte di Sarro, poi ancora TF che prova a costruire con questo lancio di Bruno, l'uscita di Verdicaro. Tante rotazioni rispetto a sabato scorso per la TF. Uno di quelli che non è uscito è Parrino, che smista bene a sinistra per Sistori. Allora corre il 4, pallone in mezzo, ribattuto da Corsale, ancora Sistori che la fa correre, poi la bandierina non lo aiuta, in ogni caso riconquista l'ATF con questa palla nuovamente messa in mezzo, colpo di testa a mettere fuori da parte di Galluzzo, poi prova a far passare e guadagna fallo. Il numero 5 Vinci. Bravo, continuiamo. La battuta della punizione affidata a testa, colpo di testa da parte di Sarro, poi ancora Ciaculli con questa giocata tentata da Mazzola, fermato. Battuta lunga, Corsale in anticipo, la fa scorrere. Quando siamo soli, però va bene lo stesso, bravo, va bene. Rimessa Ciaculli, 12 minuti già andati via. Sistori, bella qui la giocata, poi lo scarico buono su Mancuso, poi Parrino, molto defilato come sempre. Il cross che diventa quasi un tiro. Sorvola la traversa. Bravi. Davide, spostiamo la palla da un lato all'altro, proviamo. Batte corto Peri. Corsale, poi col tocco non semplice da gestire, infatti palla persa da Bruno. Parrino lascia qui per i compagni, poi Corsale costretto a spazzarla via. La lotta di Civiletti che ha la meglio su Albanese, poi qui buono il dribbling da parte di Camilleri, palla in avanti, controllo non felicissimo di Troia che infatti non riesce a gestire. Albanese per vie centrali, bene qui il numero 11 dei Ciaculli, poi palla ancora recuperata momentaneamente da Sistori. Controllo ottimo da parte di Cangemi che può correre. Parrino ancora una volta si defila per ricevere. Parrino contro Corsale, l'1 contro 1, il cross vedente da fermo.
Sarro col controllo, poi toglie così la palla a Cangemi, arriva Sistori che calcia, blocca Peri. Colpo di testa qui tentato dalla Padula che ha subito fallo. Cade anche il fischietto al direttore di gara. Battuta arriva adesso il fischio. Sistori può controllare, palla larga per Cangemi, Parrino 1-2 che si chiude, arriva la chiusura di Bruno in fallo laterale. Adesso sta cercando di esercitare il controllo. Parrino, controllo, palleggio, girata su Cangemi che non la riesce a tenere. Questo è in più. Di testa Sistori, poi riesce a proteggere Mancuso. Apertura su Camilleri, verticale, Troia di prima, Mancuso, Sarro, Sistori al limite, Sistori, destro di Sistori, palla che esce fuori, non di molto, gioca bene l'ATF. Qui conclusione di Mancuso che prende aria e va larga. Colpo di testa di Corsale. Poi il controllo. Camilleri la scarica indietro, non senza rischi su Civiletti. L'uscita di Verdicaro che la mette dentro il centro del campo. Arriva Sistori, fondamentale. Poi Sarro con la gestione, il duello. Poi subentra Cangemi. E poi contatto falloso su Sarro. Muovila! Davide! Serraffo! Va bene, bravo Raffi! C'è la battuta della punizione. Parrino la prolunga su Mancuso, il quale attutisce il colpo, poi perde palla. Tutti, ma di solito comunque il Landa è il 15 di Bravo! Sistori allarga, poi pallone messo in fallo laterale dall'intervento di testa. Intanto pallone messo in mezzo, senza deviazioni, direttamente fuori. Bravo Andrea, bravo, ci sta, tranquillo, bravo! Già ripreso il gioco con l'intervento da parte di Schiazzano, poi Sistori fa viaggiare Cangemi, chiude testa, poi serie di tocchi, l'ultimo proprio di Sistori. Davide, tu lo puoi fare, cambiamo lato!
pure tu! Pallone già recuperato all'Athletic, prova ad andare Mancuso col dribbling. Mancuso corre sulla sinistra, inseguito da Testa, che lo ferma. Ha fatto una bella giocata Mancuso, alla quale non c'è stato il seguito. Però la palla esce, è rimessa. Matteo. Più qua. Se la palla esce la muovi bene, capito? Tanto mister Mazziotta protesta. Maziotta che dopo la parentesi al Palermo è tornato ai Ciaculli. Parrino alza questo pallone non semplice da gestire per Troia, spazzato via da Bonsignore, poi Civiletti non facile e la perde. Incespica qui sul pallone Vinci, riesce a recuperare Cangemi, ma Vinci sembra avere lo spunto e subisce il fallo. Rimani in linea. Qui pallone che spiove, sorvola abbondantemente la traversa. Riprende dalle retrovie l'ATF. Buona la giocata di Camilleri su Sarro, che alza la testa e lancia dall'altra parte. Testa col controllo ma scivola. Poi ha un buon riflesso per andare a fermare Cangemi. E anche nell'intervenire su Sistori. Sistori è rimasto a terra, però il direttore di gara ha indicato il lato d'attacco dei Ciaculli. Il cambio. Tony, in corsetta. La battuta della punizione se ne occupa proprio Testa. Palla che arriva al limite, allontanata. Cerca poi di intervenire Bonsignore, la palla però esce in fallo laterale. La rimessa proprio di Bonsignore, interviene Sarro, poi la lascia uscire il numero 9 dei Ciaculli. Questa ancora per Bonsignore, colpo di testa di Sarro. Troia cerca la giocata, poi Mancuso prova a proteggere, si lotta. Parrino, controllo, qui se la sistema e scarica su Sistori. C'è spazio per Cangemi che può ricevere sulla sinistra, arriva quasi sul fondo Cangemi, propone il cross, Mancuso controllo e girata! Mancuso per il 2-0 dell'ATF, ma qui l'ha costruita benissimo la squadra di Marcoccio che raddoppia e ancora Mancuso corre appresso al suo allenatore ancora costretto fuori e fa 2-0. Piuttosto arrabbiato, per usare un eufemismo albanese.
per come stanno arrivando i gol degli avversari. Tanto c'è già stato un cambio, se ho visto bene, in casa Ciaculli, è entrato Pilo con la maglia numero 8. Qui la giocata tentata invano da Mazzola, eccolo Pilo, primo pallone della sua partita, scarico su Barbarà, poi ancora Pilo che la tocca sul filo del fuorigioco, Albanese la accorcia subito con il suo numero 11 che proprio poco dopo il gol del 2-0 aveva cercato di suonare la carica, lo fa anche con i fatti, col gol del 2-1. E qui subito è entrato anche bene in partita Pilo, con l'assist e dunque terzo gol in 24 minuti in questa partita. Albanese la gira su Vinci, prova ad allungare la falcata sempre contro Cangemi che riesce a mettergli in fallo laterale. Lasciare il campo è stato cercando di capire proprio che è uscito Bruno, la maglia numero 18. Intanto altra palla messa in mezzo sempre per Albanese che questa volta non impatta, però Ciaculli che sembra trasformato, non so se per il secondo gol incassato o per quello segnato da Albanese. Andrea, non dobbiamo dare niente per scontato. Sul pezzo. C'è la battuta da parte di Verdicaro, poi Mancuso affrontato col fallo da Barbarà. Sarro può ricevere con un po' di libertà, poi l'apertura su Cangemi. Parrino, spalle alla porta, la tiene, viene forse sgambettato da Corsale, non secondo l'arbitro, c'è l'intervento di Lapadula, poi incespica Albanese che poteva approfittare, poi gioca male questo pallone Camilleri, rimedia Schiazzano e poi Cangemi allontana, palla in fallo laterale. Rimessa battuta verso Vinci che non riesce a controllarla. Sarà rimessa TF. Colpo di testa a prolungare di Parrino, poi altra palla giocata in avanti, c'è sempre Albanese, un filo del fuorigioco, Albanese! Sopra la traversa, adesso si sta accendendo Albanese anche se qui l'errore è abbastanza evidente. Altra rimessa per i Ciaculli, un po' sparito al campo l'11 in tenuta bianca negli ultimi minuti, sembra che il 2-0 abbia quasi anestetizzato. Qui l'ottimo recupero palla, Parrino cerca di lanciare all'indirizzo di Troia la posizione regolare, ma c'è anche l'uscita da parte di Peri, efficace. Poi Camilleri protegge dall'arrivo dell'avversario, ancora Camilleri che prova ad andare, inseguito da Bonsignore, ancora Camilleri sul fondo, serie di tocchi, riesce a tenerla per un attimo in campo, pallone che non è uscito, allora ancora Camilleri, lasciato anche un po' da solo dai compagni, l'arbitro fischia punizione
premiando il numero 7 in tenuta bianca. Sulla palla c'è Troia. Mezz'ora in corso al Francolo Monaco. 2 in barriera per Peri. Fischia l'arbitro. Troia, è uno schema. Non arriva nessuno però. Allora si ripartirà dal fondo. Giocata verticale alla ricerca di Vinci, va giù, contatto falloso con Schiazzano, punizione. Abbassati Matte, hai lì, abbassati. Battuta lunga, ancora a cercare Albanese, colpo di testa e l'avanzata adesso dell'ATF che cerca Troia, colpo di testa di Galluzzo, poi Pilo, fermato, Troia scavalcato dal pallone, c'è Corsale. Lancio di Corsale, controllo qui da parte di Civiletti verso Cangemi che non la tiene in campo. Diamo una mano Paolo, diamo una mano Gabri. La sponda, poi l'altra palla messa in mezzo, colpo di testa sul cross di testa da parte di Camilleri, altro fallo laterale per i Ciaculli. Mazzola prova a liberarsi, sempre Mazzola col cross, doppia deviazione, alla fine spazza Schiazzano. Ancora rimessa per gli ospiti, molto vicino alla bandierina del calcio d'angolo. Qui la palla esce, controllo non perfetto da parte di Testa. Colpo di testa, poi quello di Sarro, prova ad arrivare Mancuso senza successo, poi la palla scavalca Civiletti, va giù Albanese, si gioca. Civiletti, preso in controtempo Parrino, allora prova ad uscire, palla al piede, poi c'è un contatto forse tra Parrino e Testa, sì. Punizione Ciaculli. Una perdita di tempo eccessiva il far entrare il componente della panchina dei Ciaculli per soccorrere il giocatore a terra. Problema per Testa che si è rialzato.
Momentaneamente in 10 i Ciaculli, anche se Testa rientra sul terreno di gioco. Pallone che arriva in area, va a lottare Mazzola, poi c'è forse un tocco col braccio, si gioca, però prova a ripartire l'ATF con la corsa di Mancuso, fermato dall'intervento di Calaiò, e lancio lungo, Mazzola controlla, poi allontana Schiazzano, poi Barbarà col fallo di Mancuso. C'è la punizione per i Ciaculli a 10, recupero dall'intervallo. Sulla palla c'è Testa, la palla che viene fatta a spiovere, scivola anche Testa, poi colpo di testa di Corsale, bloccato da Verdicaro che va subito al rilancio. Troia controlla il lancio, l'intervento di Barbarà che tiene palla, resiste alla pressione, si gira e lancia avanti. Qui sembrava in fuorigioco, Vinci. In ogni caso, Verdicaro controlla e rilancia. Mancuso, anticipato all'intervento di Galluzzo, poi si lotta, prima Sarro, poi Sistori col lancio all'indirizzo di Troia, prova ad arrivare, esce Peri, in qualche modo. Uscita ottima qui di testa di Bonsignore, poi allontana Civiletti. Colpo di testa di Galluzzo. Parrino. Controllo, poi lo scarico, Troia, in qualche modo la palla arriva dalle parti di Cangemi, che la ributta in mezzo. Poi pallone allontanato da Bonsignore, sui piedi di Parrino. Controllo e destro! Fuori di poco il tentativo di Parrino. Qui attenzione alla pressione di Parrino. Bonsignore evita il contatto di Camilleri, poi va giù, guadagna punizione. Punizione battuta, colpo di testa di Sarro, poi Mancuso in qualche modo la controlla scaricando su Parrino, palla in verticale per la corsa di Troia che prova a sfidare l'avversario in velocità, esce Peri, ancora una volta non in maniera elegante ma comunque efficace. Numero uno dei Ciaculli che va a rilanciare verso Mazzola, scavalcato dal pallone, colpo di testa di Schiazzano, poi la Padula la fa scendere, Mazzola riconquista, ancora il 5 che riesce a tenerla, si lotta, fallo di Mazzola. Sarro, la palla lunga, per attenzione all'inserimento di Mancuso, la sterzata di Mancuso col Corsale, Mancuso, la parata di Peri con i piedi ad evitare il 3-1. E battuta lunga, Schiazzano di testa, poi Mazzola, Cangemi con una mano, punizione Ciaculli. Sei minuti
Più eventuale recupero all'intervallo qui al Francolo Monaco, 2-1. La battuta di testa verso l'area. Qui Verdicolo va a travolgere Cangemi. Parrino per la corsa ancora di Troia. Esce questa volta con abbondante anticipo Peri. Poi Bonsignore prova ad avere la meglio su Civiletti, che è bravo a nascondergli il pallone, ad uscire, ancora palla al piede. Civiletti, centralmente Sistori, il controllo non è perfetto, c'è anche una trattenuta punita ai danni di Vinci e punizione Ciaculli. Pilo viene allontanato da Testa. Batte adesso Testa verso l'area avversaria, colpo di testa di Pilo direttamente da Verdicaro, che rilancia subito. Mancuso e Troia alla ricerca del pallone. C'è Galluzzo in vantaggio, in qualche modo li evita entrambi. Poi colpo di testa di Varvarà. Controlla Sarro che è da solo e può girarsi. Cambio gioco, ben eseguito su Cangemi. Cangemi resiste, poi scarica indietro. Schiazzano. Arriva Sarro che la fa scorrere. Mancuso, sponda. Palla che arriva, Parrino. Sistori. Lancio dall'altra parte, colpo di testa da parte di Bonsignore. Quello di Varvarà a prolungare. Controlla ancora Sistori. Sarro su Troia che la fa passare. Mancuso in area, fermato da Corsale. Fallo laterale TF. E qui lo scambio che non riesce. Con Sarro che sbaglia, la palla di ritorno per Camilleri. Qui Sarro però riconquista. Parrino con questa sponda immediata, lo scambio che non riesce con Troia. Mancuso. Controllo e dribbling, riesce anche a tenere il pallone in campo, poi Bonsignore protegge, ma è più bravo Mancuso che mette in mezzo il pallone. Parrino con la deviazione col braccio e calcio di rigore per la TF. Qui bisogna dire che gran parte del merito va a Mancuso, che ci ha creduto, ha tenuto questa palla, gliel'ha tolta ai suoi avversari, poi Parrino l'ha indirizzata verso la porta, tocco col braccio, calcio di rigore, Parrino va per la trasformazione dai 11 metri. Parte Parrino, arriva ma non la prende Peri. 3-1 per la TF, doppietta di Parrino. Torna sul +2 la TF a un paio di minuti dall'intervallo. Qui intanto lancio Verdicaro con l'uscita. Rischia qualcosa la TF ma riesce a gestire con Cangemi. Schiazzano lungo dalle parti di Mancuso che controlla. Parrino incespica sul pallone, poi Testa, subisce la trattenuta. Punizione Ciaculli. Si occupa come sempre Testa della battuta della punizione. Pallone allontanato
Poi attenzione all'avanzata da parte di Sarro dopo la sponda di Parrino. Pallone messo via da Galluzzo. Breve scopriremo anche l'eventuale recupero. Direttore di gara che ha già dato un'occhiata al suo orologio. Mancuso prova a passare, Corsale interviene, la palla è uscita. Due minuti, se ho visto bene. Palla allontanata dalla difesa di Ciaculli, poi prova ad arrivare Vinci, il quale vince il duello con Sistori, poi lancio lungo alla ricerca di Mazzola, anticipato da Civiletti. Fallo laterale. Cambiate, capito? Colpo di testa da parte di Cangemi, poi interviene Sarro proprio per Cangemi, lancio lungo, Parrino, sponda per Mancuso, controllo con gli stinchi e palla che se ne va via, Corsale spazza anche la Padula, poi colpo di testa di Galluzzo che però favorisce Troia in aria, Troia 4-1, cala il poker l'ATF, segna anche Troia nel pieno del recupero, allunga la squadra di Marcoccio sul 4-1. Proprio nel bel mezzo dell'extra time arriva una rete pesantissima, se possiamo dire, perché consente all'ATF di estendere il proprio vantaggio. Albanese, la giocata, poi servizio in avanti, sponda di Mazzola, Albanese anticipato all'intervento di Civiletti. Bravo, Andre, vedi che si è fatto. Vedi che si è fatto prima. A terra Albanese. Dato la mano, Andre. Muovi la Raffo, se c'è la possibilità la muovo. La battuta di Sarro. Colpo di testa da parte di Calaiò. Poi apertura di Sistori su Cangemi che arriva. Non la riesce a tenere in campo. Dovrebbe arrivare adesso il fischio duplice per porre fine al primo tempo. Mazzola cerca la sponda, la Padula chiude, la tiene anche in campo, serve Sistori, controllo di Sistori che allunga la falcata su Calaiò. Parrino anticipato da Corsale, ancora il 4 a scodellare in mezzo, colpo di testa di Galluzzo. Mancuso, controllo e apertura. Camilleri, fermato. Troia la fa scendere, pensa forse anche al tiro, poi decide di aprire. Cangemi. Sistori dentro l'area, Troia anticipato, ancora Sistori di testa. Sarro, controllo, apertura per Camilleri che cerca il piattone verso la porta, blocca. Peri per un'altra buona giocata di squadra per chiudere il primo tempo. E 4-1 per l'ATF ai danni dei Ciaculli che hanno provato a reagire dopo aver preso i primi due gol, reazione che è culminata nel solo gol realizzato da Mazzola e poi le altre due reti che portano il risultato sul 4-1. Andiamo ancora al break, poi nuovamente qui dal Francolo Monaco. Ha fatto la sua partita, ci ha colpiti nel sonno anche quando prende un gol a meno di 40 secondi, così come è successo la domenica scorsa. Solo la domenica scorsa siamo riusciti a ribaltare, questa volta
insomma, abbiamo subito con l'onta di qualità che ha Ligata nelle varie zone del campo, quindi anche il secondo gol insomma un po' fortunoso per via di un infortunio del nostro portiere, ma ripeto, non ho nulla da togliere ai meriti del Ligata. Potevamo entrare in partita con il calcio di rigore che insomma non è entrato, ma fa parte anche questo del gioco, quindi siamo, come dire, siamo rientrati in partita troppo tardi quando già come dire, le situazioni si erano un po' stabilite a favore delicata, però va bene così, dobbiamo rimboccarci le maniche, dobbiamo capire sempre che insomma siamo una squadra che deve lottare, deve come dire, conquistare metro dopo metro, non dando mai all'avversario la possibilità, specie come quello di oggi, a cui non va dato assolutamente nessun tipo di vantaggio. Avete aperto una pagina importante del calcio siciliano, non solo, perché ora è stata una squadra che credo che abbia dettato, insomma, abbia cambiato anche il modo come dire, di vedere il calcio, con Zeman prima, poi con gli allenatori fino a Papadopoulos, successivamente poi la scalata fino alla Serie B credo sia stata la giusta consacrazione per un ciclo che credo sia ripetibile. Poi personalmente devo dire che ho avuto l'onore e la fortuna di giocare l'ultimo anno in cui Ligata stava ai professionisti un derby l'1 maggio del 94 nel quale ero in campo con Enzo Campanella, con Mimmo Giacomaro, dall'altra parte del Ligata c'erano insomma Zangara e Gonzaga, Pippetto Romano, insomma diciamo c'era mezza squadra di quel blasone a cui faceva riferimento, che ripeto rimane unica, rimane un punto di riferimento sicuramente che ancora stentano le società a imitare, perché quello che ha fatto Zeman, quello che è successo qui a Ligata, insomma può accadere ovunque. Zeman poi l'ha fatto a Foggia, poi insomma nelle grandi società non ha potuto ripetere queste cose, però ripeto il sistema calcio a quei livelli ha altre leggi, altre situazioni, poi rimane questo fantastico ciclo, di cui Enzo è stato uno degli artefici. Non so dove finiscono i nostri demeriti, iniziano i meriti Ligata e viceversa, nel senso che c'è un filo sottile che fa da spartiacque, quello che dopo il gol da 1 minuto e 40 secondi, ripeto, quello ti taglia le gambe, anche perché ti fa saltare un piano gara che per noi, ripeto, io fino alla fine ho giocato con 4 attaccanti, quindi non sono venuto qua per difendermi, per difendere poi cosa, perché se ti difendi una squadra come Ligata ti rintanea nella tua metà campo e rischi di... Dovevamo ecco, tenere un po' più duro, cercare di non subire così come abbiamo subito quel passivo di 2 reti, ma ti ripeto, fa parte del calcio e poi potevamo, come ho detto poc'anzi, riprendere la gara. Vedo, i ragazzi hanno dato tutto, hanno dato tutto quello che potevano dare e naturalmente poi di fronte abbiamo un avversario di elevata caratura e quindi con questo bisogna fare i conti. Ripeto, non averla aperta al primo tempo è stato un peccato perché non abbiamo assistito a una bella partita, ma tutto sommato, ripeto, non credo che il pubblico si stia annoiato. Poi, insomma, che noi non siamo molto contenti, questo è ovvio, il risultato ne testimonia. Non dobbiamo mai abbassare la guardia, non dobbiamo mai tirare remi in barca, ma qualsiasi sia il risultato. Naturalmente, ripeto, venire qua dopo neppure 2 minuti e andare sotto è difficile poi riprendere il battere della matassa, ripeto. Poi ci abbiamo tentato, Cristian ha annunciato, ci aveva tentato anche nel primo tempo, il rigore, come ha detto, poteva cambiare tutta la partita. Ripeto, dobbiamo lavorare per essere sempre a squadra, per essere sempre sul pezzo e capire che dal sacrificio, dalla lotta di ogni centimetro, io parlo sempre dei primi 5 centimetri e degli ultimi 6 secondi che sono fondamentali per ogni sport, non è calcio in particolar modo, perché arrivi prima dell'avversario e finisci dopo di lui. La Mistretta veniva da un periodo nel quale aveva recuperato qualche piccolo acciacco, probabilmente oggi insomma, c'è stata una brusca frenata, una caduta, ricaduta, non saprei come definirla, perché poi fondamentalmente stretto i denti domenica scorsa, in settimana abbiamo tentato di recuperarlo nel migliore dei modi, pazienza, in settimana cercheremo di recuperare un po' tutti, anche 111 ha avuto un risentimento muscolare. Ripeto, finora ci è capitato ben poco sotto questo punto di vista, dobbiamo prenderle nota. La fatica, il viaggio sicuramente sono cose che, la tensione, sono cose che pesano nell'economia psicomotoria di un calciatore, quindi questo credo che ne faccia parte per quanto riguarda Centozzo. Per quanto riguarda Mistretta valuteremo le sue condizioni, speriamo che possa riprendersi quanto prima. Terminata con il risultato di 2-2 la prima sfida in campionato in casa per il mister Palermo, seguito con il mister Cappello che salutiamo. Salve a voi. E chiediamo subito, mister, un pareggio arrivato agli ultimi 20 secondi, c'è un po' di rammarico?
Ma guarda, queste partite si possono anche perdere perché non è stata una prestazione oggi ottima, eravamo un po' sottotono, quindi quando si ci mette un po' anche la sfiga, perché potevamo fare il 3-1, abbiamo preso un palo a 35 secondi o 40 alla fine e poi prendiamo il 2-2. Questo sport è anche bello per questo, quindi, ma non abbiamo fatto comunque una buona partita, quindi mi tengo diciamo, stretto il punto perché potevamo anche perdere oggi, quindi va bene un punto, ma la prestazione è da rivedere indubbiamente. Dopo il pareggio negli ultimi 30 secondi, poi a 15 secondi alla fine, un'altra ghiotta occasione per gli avversari per vincere la partita con un brutto tiro di Martino. Cosa ha pensato in quel momento? Quello che ti ho detto poc'anzi, che queste partite si possono anche perdere quando giochi così male, quando la palla comunque non vuole entrare. Abbiamo creato tante occasioni, ma non abbiamo mai sfruttato l'occasione che abbiamo avuto. Loro comunque sono stati una buonissima squadra in fase difensiva, difendevano bene, ripartivano in contropiede, è una squadra molto organizzata che oggi ci ha dato tanto filo da torcere, quindi merito anche degli avversari se quest'oggi ci siamo portati un punto noi e un punto loro, quindi i complimenti vanno anche a loro. Abbiamo visto un primo tempo sottotono, un secondo tempo invece decisamente migliore. Cosa ha detto all'intervallo ai suoi ragazzi? Ma detto in maniera povera mi sono proprio incazzato perché abbiamo fatto un bruttissimo primo tempo nell'atteggiamento, quindi ovviamente a fine primo tempo ho dovuto alzare un po' la voce perché eravamo troppo stenti, quindi il secondo tempo siamo diventati un po' meglio, però diciamo che la squadra vista oggi non è quella delle ultime giornate, nelle ultime uscite, quindi c'è qualcosa da rivedere, dobbiamo un pochettino rivedere alcune situazioni, forse eravamo un pochettino scarichi mentalmente, dobbiamo vedere di lavorare perché è un gruppo giovane, quindi ci sta anche fare queste prestazioni. Dunque lei parlava di pile scariche, quindi quanto è importante arrivare alla sosta prima della grande sfida contro l'Adrano per potersi anche farsi un pizzico riposare in campionato? Serve per ricaricare un po' le batterie, anche se non abbiamo giocato in maniera continua perché ci sono state anche delle soste dopo la Coppa Divisione. Adesso c'è un'altra sosta, poi ci aspetta Adrano e dobbiamo un pochettino fare un po' anche un bagno di umiltà perché forse ci siamo sentiti troppo belli in queste partite che abbiamo affrontato, quindi dobbiamo un po' rimanere con i piedi per terra e capire che quest'anno sarà dura e come vedete una partita di questa dove magari la vuoi vincere in casa con la Gallinese, poi ti porti un punto e è andata anche bene perché potevamo perderla anche alla fine, quindi dobbiamo fare un po' bagno di umiltà. Un pensiero sull'Adrano. L'Adrano quest'anno ha alzato un po' l'asticella, ha preso giocatori di categoria, quindi poi conosco molto bene Carmelo Sgoi che ci tiene a fare bene ogni anno, quindi è un gruppo anche loro giovane, quindi è una squadra che secondo me può puntare a vincere il campionato. Giuseppe Mione, sembrava che anche oggi la legge del Matranga stesse per concretizzarsi, alla fine la zampata di un campione, possiamo dirlo come Arken, vi ha negato la gioia della vittoria e di un'altra settimana in testa alla classifica. Sì, però non toglie niente alla nostra prestazione che sarà buona di fronte a una squadra veramente super attrezzata, una squadra forte. Certo eravamo contenti se la portavamo a casa e avevamo fatto una grandissima prestazione difensiva, però penso che tutto sommato pareggio è il risultato giusto che ci può stare. È un pareggio frutto anche della vostra capacità di fare, come dicevo anche durante la diretta, blocco negli ultimi 30 metri, anche nella fase finale del primo tempo, quando è arrivato intanto il palo subito dopo il gol, poi c'è stato anche il palo di Tempesta. È tornata quella capacità da parte del Castellammare che si era vista 2 stagioni fa di compattarsi attorno a quelle figure chiave che sono Adamo, Caronia, Messina. Sì, esatto, quello che facciamo è chiaramente l'assenza di Malik non ci consente di avere un certo tipo di ripartenza, però ho detto ai ragazzi facciamo quello che sappiamo fare, facciamolo bene, il gol può arrivare su situazioni anche diverse e così è stato. E poi è la nostra caratteristica, ci sappiamo difendere bene, l'abbiamo fatto benissimo fino all'ultimo, è chiaro che poi un po' di energia ci è mancata, loro fanno cambi e mettono persone in panchina, insomma, come questo attaccante imponente, per cui diventa anche difficile mantenere l'energia fino all'ultimo minuto. Ci avevamo quasi fatto, credo mancassero 5 minuti alla fine, però non ho niente da rimproverare, sono soltanto contento dei ragazzi oggi. Ecco, so che agli allenatori non piace parlare dei soggetti, dei giocatori individuali, ma la domanda te la faccio lo stesso. Oggi partita, a mio parere, eccellente da parte di Tempesta, a livello anche di qualità nel tenere anche la palla lontano. È quel giocatore che ti sta dando forse quel pizzico di qualità in più che magari viene meno in Messina, che fa magari un lavoro invece un po' più sporco, anche spalla alla porta da punta. Assolutamente sì, e Tempesta ha avuto un impatto così e ora finalmente da 2 o 3 settimane si è calato in quello che deve fare a Castellammare, se lo fa con grande energia e correndo e sacrificandosi, poi la qualità
sua e almeno di un'altra categoria. Questo non si discute, ma per fare venire fuori la qualità bisogna prima mettersi bene, correre, mettersi a disposizione, sacrificarsi. Finalmente lo sta facendo e credo che prenda anche le soddisfazioni. Stanno per i 45 minuti qui dal Francolo Monaco di Palermo. TF4 Ciaculli 1 con cambi che arrivano da una parte e dall'altra. Tutto uno forzato in maniera incredibile per l'ATF, perché si è fatto male Parrino rientrando sul terreno di gioco dopo il discorso fatto nell'intervallo dal suo allenatore. Speriamo nulla di grave. In ogni caso al suo posto entra Manzella. Cambio anche nei Ciaculli con l'ingresso in campo di Napoli con la maglia numero 20. Tra l'altro visibilità che al momento sembra anche abbastanza non buona comunque. Tanto è uscito Calaiò nei Ciaculli con l'ingresso in campo di Napoli con la maglia numero 20. Inizia la ripresa. Dunque rimettetevi comodi per questo secondo tempo di TF Ciaculli. Ricordo 4-1 il punteggio dopo il primo tempo. Doppietta di Parrino, gol di Mancuso e Troia. Dall'altra parte uno dei pochi a salvarsi in casa Ciaculli, ovvero sia Albanese, realizzato la rete del momentaneo 2-1. Cercato subito Manzella. La speranza è che la situazione della visibilità sia buona, soprattutto perché su 3 torri faro su 4 hanno un solo faro acceso, l'altra invece ne vede 3 su 4. Ci sono 16 fari disponibili, solo 6 accesi, anzi 6 accesi, più 3 fari su 5 nella
diciamo nella struttura dove ci troviamo noi. Intanto Manzella con lancio per Troia, fuori gioco. Bravo arbitro! Giusto, bravo arbitro! Dunque, primo cambio decisamente non auspicato e non auspicabile per l'ATF. D'altra parte già 2 cambi effettuati perché sono entrati Pilo e Napoli con adesso l'uscita di Calaio, prima quella di Bruno. Però andrò anche ad annoverare le 2 panchine. Tanto Mazzola va giù, contatto falloso di Lapadula, punizione Ciaculli, le panchine con la TF che ha ancora a disposizione il secondo portiere Veliu, poi Parisi, Pisano, Villardita, Bronzino, Lo Cicero, Costa e Bosco. Dall'altra parte in panchina ci sono Baiamonte, Tardiolo, Parisi e Messina. Beh, al ginocchio sinistro per Parrino che si trova proprio sotto la postazione da cui stiamo raccontando la partita. Tanto la punizione battuta proprio da Napoli verso l'area, smanaccia come può Perdicaro, poi colpo di testa di Mancuso a cercare Bronzino, una delle prime palle della sua partita, sbaglia. Rimessa per testa. Pallone messo fuori, poi deve giocare con i piedi Verdicaro. Troia. Camilleri controlla Bronzino che poi apre. Poi Sistori, attenzione all'errore, prova ad arrivare Mancuso sull'uscita di Peri. Rimane anche a terra il numero 10 dell'ATF. Sarà rimessa per la squadra in tenuta bianca. Battuta lunga verso l'area, colpo di testa di Corsale, altro fallo laterale, più vicino alla bandierina dell'angolo. Qui Corsale la fa scorrere, un po' un rischio, la palla rimane in area, attenzione, poi fallo. Fischiato in favore dei Ciaculli. Battuta la punizione, con la palla a sinistra c'è in possesso Bonsignore, verticale, anzi Albanese, poi Varvarà indietro, la giocata di Galluzzo che poi lancia lungo, colpo di testa da parte di Civiletti, poi Albanese. Bonsignore passa in mezzo a 2, poi scarica ancora su Albanese, ancora palla per i vie centrali, chiusura vincente da parte di Sistori, poi Troia con la sponda, Bronzino, il tocco largo a sinistra per la corsa di Cangemi che può andare, Cangemi, uno sguardo in mezzo, poi Bronzino, intercettato il suo passaggio, Sistori, finta di corpo, poi pallone scodellato dall'altra parte
dove c'è Camilleri che si defila, prova anche a calciare, palla fuori. Davide, mi può stare bene, ma perché non faccio vedere qualcuno non Battuto il rinvio da fondo, per un attimo va riconquistato Camilleri, che ha commesso fallo su Bonsignore. Qui buona la chiusura di Schiazzano, poi perde palla in maniera banale l'ATF, allora prova a partire Vinci, posizione regolare per Vinci che calcia! Attraversa tutto lo specchio della porta, non arriva Albanese. Intanto mister Mazziotta cerca. si vede tranquillamente. Le cose ovvie. Qui prova ad usare la sua esperienza mister Mazziotta, cercando anche di convincere il direttore di gara che la visibilità è ridotta, però va detto che i suoi neanche un minuto fa hanno avuto una bella palla gol per ridurre il gap da -3 a -2. Cangemi. Bronzino, rimessa. Cangemi su Mancuso che prova a passare, viene fermato. Sistori lungo verso l'area, Troia di testa. La palla radiocomandata da parte di Davide Sistori è sbattuta sulla testa di Troia che non è riuscito a metterla dentro. Intanto cambia con l'ingresso di Parisi, mister Mazziotta. Esce Testa che viene fatto uscire attraversando tutto il campo, provato a ridurre i tempi, ci poteva stare che uscisse dall'altra parte Testa, il direttore di gara fa perdere qualche secondo e sicuramente questo non fa piacere alla squadra ospite. Intanto rischia qualcosa la squadra ospite nell'uscita palla. Barbara 2 volte di testa, poi Napoli. Occhio qui all'avanzata di Bronzino, ingresso in area, si allunga il pallone, se lo allunga però troppo. Qui palla ancora gestita dall'ATF, il controllo di Napoli che riesce in qualche modo a gestirla. Occhio alla palla lunga, esce Erdicaro. Mancuso qui preso in controtempo, la pressione, poi Peri lancia dove ci sono solo le maglie bianche, incespica Troia sul terreno di gioco e palla lanciata in avanti, posizione giudicata regolare quella di Albanese che corre. Albanese, uno sguardo al centro dove c'è Mazzola che prova ad arrivare, Mazzola col tiro, Verdicaro apre le ali e vola a destra e nega il gol agli avversari, mentre c'è Albanese a terra.
Parata importante quella del numero 1 dell'ATF. Si riparte da Verdicaro, visto che i Ciaculli hanno restituito palla all'ATF. Lancio. Corsale, non benissimo in questo caso. Poi pallone allontanato da Napoli. Rientra dal fuorigioco. L'arbitro lascia giocare, è rientrato da un fuorigioco abnorme qui albanese. Fischio con qualche secondo di ritardo. La battuta di Verdicaro. Cercato Troia, l'anticipo di Corsale, poi la corsa da parte di Vinci che prova a innescare i compagni. Attenzione alla corsa di Mazzola, Mazzola in area, Mazzola chiuso dai due centrali, in particolare Schiazzano, che ha affondato il contrasto in maniera regolare, negando la colpo di testa da parte di Galluzzo, però sui piedi dei giocatori dell'ATF. Bronzino, il cross e l'angolo per Giovani in maglia bianca, anzi Manzella, non Bronzino ovviamente. Bronzino ancora saldamente in panchina. Occhio all'angolo, con la squadra dei Ciaculli spaccata in due, sono 4 nella metà campo avversaria, arriva il 5-1 con la Padula, che è bravissimo ad inserirsi, il numero 5 per il gol numero 5 dell'ATF. Qui stavo notando proprio questo, che l'ATF ha tenuto 4 giocatori a presidio della metà campo avversaria, quasi a voler lanciare un segnale, quasi a voler fare capire che in caso di ripartenza ci sarebbero stati pronti, ma in realtà sono stati tutt'altro che pronti nella loro metà campo. Intanto pronto qualche cambio. Mentre ci sono le proteste abbastanza vibranti da parte sia di Albanese che di mister Mazziotta per quanto riguarda la questione illuminazione. Intanto escono Schiazzano, Camilleri e Sarro. Almeno si stanno avvicinando loro alla panchina per il cambio. C'è anche Mancuso che va verso la panchina, mentre Albanese, piuttosto contrariato, torna verso il centro del campo. Mancuso e la Padula sicuramente fuori, mentre riprende il gioco. Pallone battuto in avanti, proviamo a fare un po' di ordine. È entrato Costa, sicuramente al posto di Mancuso. È entrato Pisano. Ed è entrato Pisano al posto di Schiazzano. Intanto proprio Pisano, rischiando anche qualcosa, riesce anche ad uscire bene, palla al piede dalla sua zona di competenza, a scambiare con Sistori, che ancora cerca di dare ordine. Manzella, lancio lungo per la corsa di Troia, che è instancabile anche sugli scatti brevi. Dovrebbero essere stati questi gli unici cambi. Buona la chiusura di La Padula,
che ha da poco segnato il quinto gol della sua squadra. No, c'è stata anche l'uscita di Civiletti e l'ingresso di Villardita con la maglia numero 15. Quindi 3 cambi dopo quello forzato di fine primo tempo. Intanto fischio in favore dell'ATF, poco meno di mezz'ora, 28 minuti più recupero. Qui battuta non perfetta della punizione da parte di Villardita, allora attenzione al tentativo di ripartenza da parte dei Ciaculli con la sponda sbagliata da parte di Parisi, che vale comunque un fallo laterale per i Ciaculli. Qui il pallone giocato in avanti da Napoli, provato a agguantarlo Mazzola, Mazzola sterzata, chiusura di Lapadula, attenzione però, l'azione ancora alimentata dai Ciaculli, perde però malamente il pallone Bonsignore, allora occhio alla ripartenza, con il tocco di Troia, l'avanzata di Sarro, apertura dall'altra parte per Manzella, Manzella va a puntare, serie di finte, Manzella col sottosuolo, ancora Manzella, serie di finte, Manzella! Meritava miglior sorte questa giocata di Manzella, palla fuori. Qui l'uscita palla da parte di Varvarà. Poi non riesce Mazzola ad avere la meglio. Allora Civiletti che lancia lungo. In realtà è uscito Camilleri, non Civiletti. Tanto cambia ancora la TF. Iniziano a dirigersi verso la panchina Sistori e Cangemi. Federico a sinistra, tu, Parisi, Villardita. Alto, Toni, esterno a sinistra. Paolo, in avanti. Spazio per Lo Cicero. E là, fa il quarto, passo. Mentre se ne va anche Civiletti. Matteo, con ordine, Dunque dentro Pronto? Lo Cicero, Bronzino dentro anche. Qui prova a recuperare la formazione in maglia rossa Barbara. Intercetto da parte di Pisano. La rimessa battuta, ancora interviene Pisano, poi tocco, ma la palla era già uscita. Controllo con la giocata da parte di Pilo che sbraccia su Costa. Allora punizione per Lo Cicero che cambia gioco. Villardita, ancora la palla sulla destra, prova a ricevere Costa ma c'è ancora la giocata da parte di Bronzino. Sempre Bronzino in area, Bronzino calcia con deviazione, blocca Peri. Battuta lunga e controllo da parte di Mazzola che può avanzare, protestano per un fallo di mano i giocatori dell'ATF, ma l'arbitro secondo me ha visto ancora bene. Sempre Mazzola si defila
cerca compagnia da servire, poi prova ad andare da solo, viene chiuso da Villardita. Fallo su Villardita, qui Mazzola poco lucido, va detto. La battuta, poi controllo di Troia che allarga su Bronzino. Bella giocata qui ancora di Troia, sta giocando un'ottima partita. Bronzino sul fondo, ancora Bronzino, mette dentro d'esterno, pallone che rimane lì dopo il tocco di Troia. Esce Peri. Poi contatto falloso su Mazzola, punizione. Già battuta. Attenzione all'inserimento di Albanese sull'uscita. Da parte di Verdicaro, 5-2, doppietta. Solo Mazzola e poco altro nei Ciaculli. A metà ripresa arriva la fiammata di Antonio Albanese. Lottiamo, Matteo! Dai! E dunque torna a -3 la squadra di Maziotta. Qui bisogna dire che facendo una battuta che mi sia concessa che nonostante le proteste Albanese la porta l'ha vista molto bene, naturalmente si scherza. Alejandro! Gioca con i compagni! Mario, batti tutti i pedalini! Tony, tutti all'esterno, Mario, più avanti! Scegliamo Manzella, Mario! Mario, al centrocampo! Battuta di Verdicaro. Mario, deve essere un... Dimentica tutto quello che ti dico. Che quelli vanno i cambi e tu batti. Tanto cambio, esce Barbarà. Ma poi Mario, gioca in avanti, Mario. Ingresso di Messina con la maglia numero 19, quasi finiti i cambi per Maziotta. Qui buona l'uscita, palla al piede da parte di Pilo, verticale, chiude tutto Parisi, altro ingresso alla panchina. Corre intanto Villardita, servizio a cercare i compagni, poi buona la pressione, interviene Napoli, poi Pilo, ma la palla è uscita. Lo Cicero, Manzella, Troia, controlla e calcia Troia. Palla fuori di poco sul tentativo di Troia. Napoli rischia qualcosa, poi giocate in avanti a vuoto Pisano. E allora c'è la corsa da parte di Baiamonte che va a mettere in mezzo il pallone. Qui se lo divora Albanese davanti al portiere. 20 minuti più recupero. E qui se fosse entrata questa palla di Mazzola, il risultato sarebbe tornato sul -2 per i Ciaculli. Battuta di Verdicaro, ancora non granché con i piedi, poi Pilo lungo e fuori gioco, abbastanza chiaro di Parisi.
palla giocata in avanti, colpo di testa da parte di il numero 14 Pisano, poi ancora Napoli, Pilo fermato e allora lo Cicero prova a ripartire, Troia, controllo, tocco largo su Bronzino, poi ancora Troia, anticipato da Corsale, Galluzzo direttamente in fallo laterale. Lancio lungo, colpo di testa da parte di Tardiolo, poi riconquista Manzella che qui mette in difficoltà il suo portiere Verdicolo, il quale è bravo ad uscirne perché tra l'altro rinvia e con l'effetto quasi flipper guadagna il pallone l'ATF. Bronzino, sterzata, altro dribbling, poi tocco in avanti, colpo di testa di Costa a cercare a trovare Troia. Ancora Bronzino, ancora Troia, che questa volta non riesce a servire i compagni. Occhio alla ripartenza. Albanese, sterzata. Ottimo giocatore Albanese a livello tecnico. Qui intanto attenzione alla palla in verticale per Mazzola, che la tiene in campo, resiste anche. E calcio di rigore. Calcio di rigore, fallo di Parisi su Mazzola. Arbitro, non sta capendo più niente, arbitro! Qui Mazzola ha vinto il rimpallo, è andato giù nel contatto. E allora occhio a questa trasformazione dagli 11 metri perché la possibilità di riaprire, non dico definitivamente i discorsi perché mancano ancora 17 minuti più recupero. Al momento lo score dice 5-2, ma se Mazzola dovesse realizzare sarebbe 5-3. Fischia già l'arbitro. Mazzola contro Verdicaro. La rincorsa di Mazzola che va col destro, spiazza Verdicaro e 5-3. Scende a -2 adesso il distacco. Reaggiamo, reaggiamo! Lo Cicero, qui col lancio sbagliato deve riaccendere il contatore della tensione l'ATF perché ha totalmente abbassato l'intensità da qualche minuto a questa parte. Forse i troppi cambi tutti insieme non hanno messo in partita i sub della squadra in maglia bianca. Comunque un quarto d'ora più recupero alla fine, punizione per l'ATF. Occhio al traffico al limite dell'area, linea alta per la difesa dei Ciaculli. Fischia l'arbitro. Conclusione direttamente verso la porta. Con la palla che sorvola la traversa ci ha provato Bronzino. Mette subito in gioco Peri. Corsale, lungolinea, il controllo di Baiamonte, passaggio intercettato, sarà fallo laterale per i Ciaculli che adesso stanno reagendo. Con la rimessa di Baiamonte. Adesso riceve Baiamonte, non riesce a tenerla. Oh, ti ho tutelato fino a poco fa. 20 fuori giochi che non fischi. Ti ho tutelato fino a poco fa. Certo.
La rimessa per l'ATF con la girata da parte di Manzella non precisa. Allora prova ad uscire Napoli, verticale, grande chiusura. Fondamentale da parte di Parisi e questa volta ha fatto una gran giocata. Qui la giocata da parte di Bronzino che poi passa al centro dove c'è Lo Cicero. Lo Cicero controllano perfetto, allora prova a ripartire Baiamonte. Baiamonte in verticale, ancora Parisi. Poi Sarro. Alla meglio su Mazzola. E c'è il cambio di gioco dalle parti di Manzella che controlla. Sovrappone Pisano, Manzella ne approfitta per andare da solo e adesso serve Pisano. Buona qui la giocata di Manzella. Pisano al contrasto con Corsale che è uscito molto alto. Manzella passa per i centrali, questa è una buona palla. Il controllo di Sarro che apre su Bronzino, fuori gioco. Oh, sei ridicolo! Fuori gioco, qui ravvisato. Parisi ancora con l'anticipo, terzo anticipo importante da parte del numero 13. Prova ad andare Bronzino, chiude Corsale che però sbaglia e regala palla a Troia. Troia se la porta al sinistro in mezzo per Costa che calcia al volo con personalità, palla alta. I fuorigiochi non li fischio! Ridicolo! Che scarso! Devi uscire tanto! Qui il controllo cercato e alla fine Baiamonte la giocata la trova. Poi è bravo Pisano a chiudere, non altrettanto a trovare il passaggio. Altra palla lunga. Qui ancora un fuorigioco non ravvisato. Il secondo però arriva da parte di Parisi, Giovanni Parisi. Pinguino! Che giochi buono, tutti quanti sei giocati. Oh, italiano, una minchia. Puoi fare 1000 giocate col destro dal cambio là, ma che è? Gioca semplice, oh! Ma come giochi? Che vergogna che sei arbitro! Ti ho difeso con tutti, oh! E ti fischi fuori gioco! Battuta lunga. Poi prolungata da Costa, non riesce il controllo a Manzella, prova ad uscire ancora la formazione di mister Mazziotta con la sfera che non viene tenuta in campo. Che vergogna che siete! Qui fallo di Manzella. Tony, questo c'è! Deve essere per la cosa giusta, c'è! Io ti dico che non c'era proprio! Sono di zuccheri! Ma come è possibile dare così faccione? Che quello che porta bene peggio è, oh! Al limite! C'è la punizione per Napoli e Ciaculli che adesso ci crede, 10 più recupero. La battuta di Napoli verso l'area rimane corta, infatti si dispera Napoli già dopo aver battuto. Manzella guadagna fallo laterale. Pallone battuto verso il centro, Troia col controllo, poi in qualche modo riesce a spostargli la Tardiolo. Parisi sbaglia, poi pallone calciato lontano. Fuori gioco da parte di Giovanni Parisi. Mario, quando gli torni bene, ma... Per Dicaro, lungo, colpo di testa, poi cerca il controllo Messina, alla meglio Pisano, Costa protegge, resiste ad una carica, poi serve Lo Cicero, verticale verso Troia che ha spazio, può anche girarsi. Troia allarga su Bronzino, controllo non perfetto ma la palla ce l'ha ancora lui. Bronzino, ribattuto il suo tiro. Sovrappone Villardita, la palla ce l'ha ancora Bronzino, eccolo Villardita che può controllare e crossare, così fa, interviene Napoli
poi pallone spazzato via, interviene Sarro, ma sui piedi i giocatori di Ciaculli che non gestiscono bene. Allora lo Cicero, altro colpo di testa, poi Pilo mette giù e lancia, un po' di confusione, batti e ribatti da una parte e dall'altra, l'intervento di Sarro a riconquistare Bronzino, sterzata, ancora Bronzino che la tiene, Sarro, dribbling e avanzata, viene anche spinto, l'arbitro lo vede e fischia. Punizione TF, cartellino giallo per Mazzola. E c'è la punizione dunque per la TF. Sette e mezzo più recupero. Serie di spinte di trattenuta in area, pallone che arriva sul secondo palo, direttamente fuori. Dai ragazzi, dai! Rinvia Peri. Di testa Sarro, a ricacciarla di là, prova ad inserirsi Manzella, Corsale a metterla in angolo, senza rischi. Rimani lo Cicero! Rimani Costa! C'è l'angolo Bravo, dunque. Peppe! Aspetta! Soltanto in 4 della TF in avanti, pallone che spiove, attraversa tutta l'area piccola. Manzella mette ancora in mezzo, pallone allontanato, poi Corsale controlla e spazza. Controllo qui riuscito questa volta a Messina. Mazzola, verticale, ottima qui la chiusura di Villardita che poi 2 volte interviene, poi scivola Costa che si rialza e la gioca. Corsale chiude, un po' superficiale Costa, occhio a questa palla lunga, posizione giudicata irregolare di Messina. Tiene 15 così, signore! Pure i colpi che hai dato così! Bronzino! Devi difendere! Cinque minuti e mezzo, poi il recupero. Ora credo che al sbagliato è il fischio. Lungo per Dicaro, palla che rimbalza dalle parti di Manzella che anticipa. Continua a non ballare! Corre ancora Manzella, Corsale riesce con la giocata, poi lancia in avanti di Tardiolo, colpo di testa di Messina, ancora pallone in verticale con l'avanzata di Giovanni Parisi, il cross di Baiamonte, poi non trova il gol da pochi passi Albanese. E questa era la chance del meno 1 per i Ciaculli a 5 minuti più recupero dalla fine. Dai Ricky, dai Raffo! Dai siamo concreti! Battuta lunga di Verdicaro, non riesce a prolungare Sarro, poi allontana in qualche modo la Padula, attenzione alla corsa di Troia che prova a pressare, spazza in qualche modo Peri, Sarro, Manzella con la giocata, Manzella ingresso in area, atteso da Corsale, Manzella va sul fondo, Manzella la mette in mezzo, troppo forte per tutti, poi corre Costa, si impegna per tenerla in campo, ce la fa. Il cross secondo palo, Peri abbranca questa palla in presa alta e lancio lungo intercettato dallo Cicero, sarà fallo laterale per Baiamonte. Serie di contatto
avanti, poi a vuoto Mazzola, interviene Sarro, nuovamente Mazzola. Ma che è? Ma cos'è? Oh! Fallo di Sarro. Che sei proprio ridicolo proprio! Che vergogna! Rimane al limite! Ma quando sta più là, gira! Fai quello che vuoi, non fa! Occhio che tira Mario! In corsa perpendicolare rispetto alla porta per Napoli. Tanti uomini tra l'area e il limite. Napoli cerca questa palla tesa in mezzo, colpo di testa a mettere fuori la parte di Pisano. Vediamo se riparte l'ATF, in qualche modo ci arriva Costa, sombrero su Napoli, poi subentra nell'azione anche Bronzino che corre. Bronzino con Manzella sul secondo palo tutto solo, ha preferito la giocata individuale e l'ha persa. Occhio a Pilo che cerca di allungare la falcata, la palla rimane in campo. E poi fallo laterale Ciaculli, 2,5 prima del recupero. Costa prova a lottare, Napoli lo tiene lontano e riconquista. Poi Sarro, direttamente in fallo laterale. Mazziotta si improvvisa raccattapalle per cercare di rubacchiare 2-3 secondi. Rimessa, questa volta Pilo sbaglia. Allontana Bronzino. Troia anticipato a Corsale, si lotta. Poi ancora Troia. Cerca questo lancio su Manzella che la fa scendere. Manzella poi allunga la falcata e riesce a saltare l'avversario. Manzella al limite dell'area. Manzella con la palla messa in mezzo. Non riesce ad arrivare Troia, che si becca anche un'ancata da Peri che voleva proteggere l'uscita del pallone. Tony! Più concreto, c'è più davanti, facciamo gol! Batte Peri. Colpo di testa. Poi Costa su Troia. Arriva Bronzino. Troia sceglie dall'altra parte Manzella. Manzella, la sterzata, il destro. Palla altissima. Ultimo minuto in arrivo. Poi scopriamo il recupero. In qualche modo controlla e poi lancia Sarro. Colpo di testa di Napoli. Poi prova in qualche modo a difendere Messina, che anticipa anche Costa. Poi lancia in avanti da parte di Tardiolo. Altra palla messa lontano dall'ATF. La fa scendere in maniera pericolosa Galluzzo, che si fa rimontare da Bronzino. Il Bronzino poi prova a proteggere e l'arbitro fischia contro Bronzino. Questa è una scelta per nulla comprensibile. Occhio a Albanese che è partito in posizione regolare. Albanese con questa palla scodellata nel cuore dell'area di rigore, colpo di testa di Pisano. Poi arriva Costa che prolunga, arriva anche Manzella, scavalcati tutti dal pallone. Decide Tardiolo, poi altra palla in avanti, sempre Tardiolo in possesso ma pressato, la calcia via, la calcia bene, ma dove c'è Pisano? Parisi, lancio lungo, arriva la Padula, forse spinto da Mazzola, si gioca, la Padula riesce a spazzare. Qui l'arbitro nel dubbio non ha fischiato né fuorigioco né fallo da una parte né fallo dall'altra. Gestione rivedibile. Tanto sono già scaduti i 90. Brutto errore qui di Sarro, che è fortunato perché alla fine la palla arriva a Manzella. Lo Cicero. Palla per Sarro, ma ancora una volta l'imprecisione consente all'ATF una seconda chance. Bronzino. Sarro, Villardita. Sarro, Bronzino. Cerca la giocata. Viene però fermato. Il pallone spazzato via dai Ciaculli. Qui sembrava ancora in fuorigioco. Albanese che recupera il pallone. Albanese, l'uscita di Verdicaro. Albanese riesce a spazzarla sul palo incredibilmente la Padula ed evita il gol del 5-4. Qui sembrava chiaramente fuorigioco di Albanese inizio azione. Qui il fallo.
Scaduto il primo minuto e mezzo del recupero. Onestamente mi sono perso la segnalazione da parte del direttore di gara. La partita tranquilla, oh! È rovinata! Inguardabile, oh! Che la diretta, l'hanno visto tutti che sei inguardabile! Fuori i giochi, la base, oh! Per fischio dell'arbitro, ancora Napoli, questa volta cerca la porta, Verdicaro lascia sfilare. Fuori i giochi, inguardabile! Ma voi finite le partite! Signore, è finita, signore! Oh, voi non iniziare a 15 anni, ma così ne rifai te! Se ti giri, vedi quello di giù di davanti e fuori gioco, non c'è dubbio! Non c'è vedi! Battuta di Verdicaro. Intervento di Corsale, fuori gioco di Albanese. Verdicaro. Lo Cicero in qualche modo preme la corsa di Pisano. Manzella. Lo Cicero. Troia. C'è Bronzino tutto solo, lo vede. Bronzino in qualche modo riesce a ricevere il cross messo fuori da Galluzzo. Poi Sarro. La mette fuori lui. Altra palla messa in fallo laterale dei giocatori della TF. Sarà rimessa. Siamo quasi alla fine del quarto minuto di recupero. Corsale gioca in avanti, allontana la Padula, poi Napoli mette giù, evita Costa. Lo Cicero però lo ferma e può servire Troia. Troia cerca di liberarsi, viene fermato, allora allontana Tardiolo, colpo di testa di Corsale, fuori gioco di Messina. Verdicaro col rilancio, Troia, colpo di testa di Manzella trattenuto, si continua a giocare, conclusione di Manzella, parata da Peri. Altro rinvio, Sarro con l'aggancio, prova ad arrivare prima di Pilo, non ce la fa, corre Pilo, Albanese. Palla in verticale, posizione regolare di Mazzola sull'uscita di Verdicaro. Qui l'aveva toccata in posizione di fuorigioco il numero 17 ospite. Che di fatto ha tolto il gol al suo compagno. E finisce qui con la vittoria della TF sui Ciaculli 5-3 dal Francolo Monaco.